Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da 12 anni la Borsa Internazionale del Turismo di Milano e l'appuntamento di marzo con il mercato delle vacanze europeo di Berlino si è ritagliato uno spazio sempre più importante all'evento Turisma di Firenze, Salone dell'archeologia e del turismo culturale, dove la Sardegna, con l'unicità della sua offerta, è protagonista in assoluto. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma oggi, dopo avervi proposto le testimonianze dell'organizzatore dell'evento Pietro Prunetti, dell'assessore regionale dei beni culturali Ilaria Portas e del presidente di Fondazione Montebrama, conosciamo gli altri protagonisti dell'evento fiorentino, che rappresenta un insieme coordinato di azioni che consentono di valorizzare la ricchezza del patrimonio archeologico e culturale dell'isola, di consolidare relazioni con operatori e istituzioni e di rafforzare la presenza della Sardegna nei circuiti internazionali dedicati al turismo culturale. La nostra regione si conferma protagonista assoluta, con un focus speciale sull'archeologia di tutte le epoche e in particolare su quella prenuragica e nuragica. La scelta di porre al centro questo patrimonio non risponde soltanto a un'esigenza culturale, ma afferma una visione in cui la conoscenza delle origini diventa motore di sviluppo sostenibile, coesione sociale e crescita economica. L'identità millenaria dell'isola si traduce così in valore contemporaneo, capace di generare attrattività, investimenti e nuove opportunità per i territori. Tra i temi centrali portati a Firenze spicca il recente riconoscimento UNESCO delle Domus Deianas, nuovo sito del patrimonio mondiale per un traguardo di rilievo che rafforza il posizionamento internazionale della Sardegna e apre itinerari capaci di connettere archeologia, borghi, musei e paesaggi con ricadute dirette sulla filiera turistica e sulle economie locali. E come non ricordare il fatto che questa candidatura, che poi è diventata riconoscimento, è stata fortemente promossa e voluta dalla professoressa Giuseppa Tanda. Il riconoscimento dell'esistenza di segni importantissimi e che ci consentono comunque di ricostruire in maniera chiarissima le caratteristiche della preistoria della Sardegna, la vita quotidiana della preistoria della Sardegna negli aspetti relativi alle Domus Deianas, che costituiscono un monumento tipico dei millenni che vanno dal VII al IV millennio a.C. Sono delle tombe, sono delle sepolture utilizzate dall'uomo preistorico dalla fine del V millennio a.C. Fino al III millennio a.C. e poi con riutilizzi successivi fino ai giorni nostri.
in cosa consistono, come sono composte, cosa le caratterizza? Sono tombe scavate nella roccia, quindi sono delle tombe ipogeiche che venivano scavate con strumenti rudimentali in pietra e sono formati da un accesso che può essere un accesso a parete oppure con un corridoio chiamato dromos, e poi si sviluppano con tutta una serie di ambienti, l'anticella, la cella principale, poi tutte le camere funerarie attorno alla cella principale, quindi un sistema complesso sotterraneo, con uno sviluppo sotterraneo. Accanto alle Domus Deianas, il Sinis e i Giganti di Montebrama hanno occupato un ruolo di primo piano a Firenze. La fondazione è impegnata nella ricerca, nella valorizzazione del Parco Archeologico Naturale del Sinis e nei programmi per la riunificazione delle statue a Cabras, un processo che unisce tutela, identità e sviluppo territoriale. Ricerca scientifica e nuovi linguaggi è forse la chiave da affrontare. Beh sì, diciamo che questa accoppiata è quanto caratterizza l'azione della Fondazione Monteprama in questi anni, e ora su questi punti, soprattutto sul lavoro del linguaggio, sulla narrazione, su come raccontare un'eccezionalità e farla cogliere al pubblico sempre più ampio, credo che sia effettivamente una delle grandi scommesse, ma anche una delle grandi azioni verso la quale la Fondazione vuole rivolgere la sua attenzione. La ricerca è la base. Il Parco Archeologico Naturale della Penisola del Sinis nasce proprio per valorizzare e far conoscere quello che è un patrimonio per alcuni versi unico ed eccezionale. Bisogna lavorare proprio sui messaggi, così come già il Presidente fa in tutti i suoi ambiti operativi, in tutto quello che è il suo peregrinare, portare fuori quella che è un'immagine di un territorio incredibile che si vuole finalmente aprire dopo tanti decenni e vuole proporre i contenuti di quella che è una ricerca fatta ormai da secoli, perché se pensiamo a Tarros parliamo dell'Ottocento, ma se arriviamo a Monteprama parliamo degli inizi della metà degli anni 70 del secolo scorso, per arrivare poi a quelle che sono le azioni attuali. La prospezione della laguna di Cabras, 4 istituti universitari coinvolti per dare storia a quel luogo incredibile che ha visto nei millenni tante comunità alternarsi e che si coniuga con quello che è la nostra scommessa, dare risposte a ciò che Monteprama restituisce, andando a indagare un nuraghe che sta lì a poche centinaia di metri dal sito di Monteprama, che è appunto il nuraghe di Cannevadoso, da cui vogliamo ottenere delle risposte importanti su quello che è effettivamente la relazione tra l'architettura nuragica e quella che è il mondo dei principi, degli eroi divinizzati, del sacrario puro di Monteprama, cioè una grande necropoli dedicata a coloro che hanno scritto le pagine più importanti della Sardegna nella bella età dei nuraghi, così la raccontava Giovanni Lillio. Eroi quindi e nuraghi, perché non si può parlare di giganti di Monteprama se non si parla degli straordinari esempi dei modelli di nuraghe, il retaggio di quella che è stata una grandissima epopea per l'isola. A Firenze ha riscosso grande successo il documento filmato proposto dalla Fondazione. Vediamolo insieme.
questo quadro si inserisce il percorso verso un modello più strutturato di destinazione Sardegna, fondato sull'integrazione tra pubblico e privato e su una promozione coordinata e continuativa. L'isola non si limita a esporre il proprio patrimonio, ma propone una visione condivisa in cui archeologia, identità e sostenibilità diventano assi strategici di crescita, competitività e posizionamento nazionale e internazionale. La cultura in questa prospettiva non è solo un'eredità da preservare, ma una risorsa economica capace di generare valore, lavoro e nuove reti di collaborazione. In tempi di intelligenza artificiale, di globalizzazione, piccole realtà. Le piccole realtà penso che abbiano il loro ruolo importante, anche se oggi l'intelligenza artificiale, anche la globalizzazione tende un po' ad omologare, anche a togliere quello che poi è il ruolo anche di piccole realtà. Ma anche le piccole realtà hanno un loro messaggio da dire. Attraverso anche quella cosiddetta narrazione che poi ci consente anche di unire queste piccole realtà in un prodotto unitario. L'intelligenza artificiale, è protagonista in generale, penso in maniera, importante su tutti gli ambiti e quindi ovviamente anche nell'ambito dei beni culturali, perché l'intelligenza artificiale ci può permettere di ricostruire, di godere anche di oggetti del passato che non ci sono più e soprattutto ci apre dei confini che ad ora erano sconosciuti anche per noi. I linguaggi dell'accessibilità. Quello è un altro aspetto importante dove ci può aiutare anche l'intelligenza artificiale, perché comunque può includere anche una serie di pubblico che ha difficoltà, quindi può essere anche un elemento per abbattere delle barriere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo tutti figli di Indiana Jones, sarebbe facile, ma come trasferire ai giovani di tutte le età l'amore per l'archeologia? Come far capire anche i concetti più complessi in tempi di intelligenza artificiale, in tempi di grandi tecnologie e quindi per le realtà archeologiche più importanti sia per quelli più piccoli? La sfida del linguaggio, la sfida della divulgazione è una delle più importanti per i nostri tempi. Ecco, i temi che si sono affrontati in questi giorni del turismo sono anche quelli di un'archeologia e di archeologi che si devono confrontare con un linguaggio che cambia, con generazioni che hanno bisogno di un approccio diverso, di linguaggio scientifico più alla portata di tutti. E dunque tanta didattica. Stiamo facendo insieme un laboratorio dedicato alla tessitura per appunto fare così, imparare i bambini toccando le cose. Cosa fanno? Si dedicano alla tessitura e quindi hanno questo laboratorio dove devono creare un piccolo elaborato tessile. Qui io vedo lo scavo archeologico invece. Lo scavo archeologico invece appunto simuliamo insieme uno scavo archeologico. Aula. Esatto. E appunto abbiamo i nostri strumenti con una cazzuola, devono trovare dei reperti e poi schedarli come veri archeologi. Professore, si parla a lungo di democrazia, di giustizia e la cultura, i giovani distratti, ma è proprio vero? No, democrazia è una parola bellissima e di battaglia, è una parola di combattimento. La prima volta che viene usata in Grecia è usata dagli oligarchi che la disprezzano. Noi la usiamo in un senso sbagliato perché pensiamo che sia semplicemente la procedura elettorale. La democrazia è l'articolo 3 della Costituzione italiana. Anche quest'anno l'allestimento di turismo a Firenze è stato curato dalla Carlo Delfino Editore, che è presente nella città toscana ma anche a Paestum, sin dalle prime edizioni, ed è impegnata da sempre nella pubblicazione di volumi dedicati all'archeologia e alla conoscenza della cultura della Sardegna, ma non solo, come nel caso dell'edizione di quest'anno di turismo, quando l'attenzione è andata alla fondazione di Sebastiano Tusa e al suo lavoro. L'idea è quella di riunire la Sicilia in un percorsi, in una memoria, all'interno di una cartina, all'interno di mappe che si possano rivedere, riconoscere, risentire e poi ripercorrere i passi. Sì, si realizza effettivamente un'idea, un sogno che era quello di Sebastiano Tusa, il grande archeologo siciliano, l'archeologo del mare, l'archeologo che aveva visto nella cartina della Sardegna un'idea che si potesse poi riverberare sulla Sicilia raccogliendo su un foglio di carta tutto il patrimonio archeologico di terra e di mare di quest'isola ricchissima come la Sardegna e poter quindi esportare l'archeologia attraverso la carta nelle varie occasioni dove si parla di archeologia.
dico da Paestum fino a Turisma. Questo era il sogno di Sebastiano Tusa, un sogno che purtroppo si è infranto in quella tragedia che ha visto appunto la sua scomparsa così repentinamente. Oggi, a distanza di qualche anno, con la vedova Tusa, con Valeria Tusa, tenacemente ha voluto portare avanti questo progetto, quest'idea di Sebastiano, e oggi finalmente possiamo ammirare, se non in maniera totale, ma già in buon stato di avanzamento, la cartina della Sicilia in tutta la sua complessità, in tutti i suoi aspetti archeologici di terra e di mare, curata in maniera molto veramente professionale dall'archeologa Lavinia Fodai, che fa parte del nostro equipe, e che io penso entro maggio-giugno di poter completare, possibilmente a maggio, quando sarà l'anniversario della scomparsa appunto di Sebastiano Tusa, per poter anche onorare la sua professionalità, la sua passione, la sua grande attività che ha dedicato alla Sicilia in tutti gli anni in cui ha lavorato. Il sogno di mappare la Sicilia e i tantissimi luoghi, itinerari, siti da scoprire e da conoscere. Questo era uno dei sogni di Sebastiano. Io devo ringraziare l'editore Carlo Delfino che ha seguito con tenacia questo sogno, mi ha sempre dato la possibilità di credere che questo sogno potesse realizzarsi. Diciamo che Sebastiano aveva un po' questo desiderio costante di mappare, ha mappato più di 2000 siti nel SIT della regione siciliana, della Soprintendenza del Mare, perché per lui era fondamentale conoscere per amare e tutelare e valorizzare sempre più il nostro patrimonio meraviglioso. E quindi abbiamo cercato, partendo proprio dai suoi appunti, quindi dalla sua ricerca, dalla sua passione, abbiamo cercato di mettere a frutto tutto questo, questi documenti che in fondo raccontano una Sicilia così variegata, una Sicilia che ti parla di preistoria ma ti parla anche diacronicamente del periodo greco-romano, ma anche dei siti sommersi. Ecco, il valore aggiunto sono questi meravigliosi musei sommersi che Sebastiano ha creato e sono gli itinerari sommersi di Sebastiano Tusa, 25 itinerari per cui la visita alla Sicilia, la visita in Sicilia prosegue non soltanto sulla costa ma prosegue nel mare, e il mare ci racconta tanto, ed è proprio l'UNESCO che ci ha indicato su un lavoro propedeutico fatto da Sebastiano di tutelare il patrimonio sommerso, lasciarlo in situ e renderlo fruibile attraverso le visite in immersione, ma fruibile anche attraverso video rilevamenti che ci sono in alcuni dei nostri itinerari, ma anche attraverso i siti della Soprintendenza del Mare. Ecco, questa sua creatura della sua Soprintendenza del Mare gli ha concesso veramente di aprire un mondo nuovo, che era quello del patrimonio sommerso, fino a poco tempo prima oggetto di depredazioni, oggetto di furti. Ecco, ora invece tutelato, ma tutelato da queste sponde che si affacciano sul Mediterraneo, e tutti insieme, dai nostri amici sardi alle coste tunisine, libiche, siamo attenti a che questo patrimonio, questo grande museo del Mediterraneo venga tutelato. Lo studioso Sebastiano Tusa è curiosamente mancato proprio in un giorno speciale per la storia, no? Le battaglie di Egadi. È un segno forse. È un segno perché forse è uno dei suoi più importanti ritrovamenti. Il 10 marzo scompare tragicamente Sebastiano ed era la giornata della sua più grande scoperta, quella del sito esatto dove si combatté la battaglia delle Egadi, ma soprattutto il sito dove
che gli ha dato maggiori soddisfazioni. Lui ha trovato 27 rostri, lo vediamo qua nell'immagine, appunto nell'arcipelago delle Egadi, e lo ha trovato grazie a una ricerca attenta che partiva innanzitutto dalla ricerca delle fonti, ma anche dal documentarsi sul territorio con la gente del luogo, con i pescatori, e poi alla fine con le nuove tecnologie, con le fondazioni statunitensi che lo hanno aiutato a fare questa ricerca costante dei fondali dell'arcipelago delle Egadi. 27 rostri, pensiamo che nel mondo ce ne sono altri 3, uno in Germania, uno in Libia e uno in Grecia. E noi ne abbiamo 27 esposti in questo splendido museo della Tonnara Florio di Favignana, che è veramente un fiore all'occhiello della regione siciliana, anche perché testimonia questa ricerca didatticamente, la testimonia, ma anche con una sala immersiva dove il visitatore sente questo racconto e vive questo racconto della battaglia delle Egadi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
parte il nuovo ciclo di incontri primaverili dell'associazione La Sardegna verso l'UNESCO. Quasi 120 associazioni coinvolte, 13 comuni, Alghero, Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano sono alcune delle città che ospiteranno 32 dialoghi nuragici, un modo per raccontare l'antica civiltà sarda e i suoi monumenti oggi entrati a far parte del patrimonio UNESCO, anche ai più giovani per una piena valorizzazione. L'importanza di continuare su questa strada per valorizzare il nostro patrimonio. Allora, un ulteriore ciclo di incontri in tutta la Sardegna, tanti operatori coinvolti, è veramente un plauso all'Associazione Sardegna verso l'UNESCO, perché anche attraverso la promozione nelle scuole riescono a portare il nostro patrimonio alla conoscenza dei ragazzi e delle ragazze, perché la nostra cultura deve camminare sulle loro gambe, perché sia futuro e sia promozione della nostra Sardegna. Un percorso che comunque, come ha già dimostrato, riesce a portare dei risultati concreti, per esempio il riconoscimento delle Domus de Janas patrimonio UNESCO. Sì, e speriamo che questo percorso porti anche ulteriori beni archeologici ad essere riconosciuti. Noi abbiamo già la Reggia di Barumini e abbiamo dal luglio 2025 le Domus de Janas, ma la nostra Sardegna è veramente un museo a cielo aperto. L'importante è mettere veramente l'accento su quella che è l'importanza del nostro patrimonio e lavorare tutti insieme, come in questo caso, per una piena valorizzazione. Un corso importantissimo per la valorizzazione del nostro patrimonio. Qual è il ruolo della cultura e dell'università in questo caso a riguardo? Beh, è un ruolo molteplice, diciamo, come Università di Cagliari, essendo un'università, diciamo, che ha tanti colleghi e tante colleghe che si occupano di diverse tematiche, è proprio un caso in cui la interdisciplinarità è fondamentale, no? Perché partiamo dallo studio dell'archeologia, quindi dallo studio dei nuraghi, fino all'uso delle nuove tecnologie per rendere più facilmente fruibile questo bene, ma non dimentichiamoci tutti gli aspetti economici, no? Di riuscire a costruire quindi un'etichetta, un brand Sardegna unico nel mondo per una cosa unica nel mondo, che sono i nostri nuraghi. Quindi noi ci spendiamo su questo, ci spendiamo con tutte le nostre risorse, diciamo, partendo dai docenti, dai ricercatori, ma soprattutto cercando di diffondere questa cultura nei nostri studenti, ma anche aiutando. Abbiamo tutta una serie di politiche di public engagement legate alla terza missione che sempre più cercano di raggiungere gli studenti in età scolare, addirittura qualche volta prescolare. Ecco, far conoscere già in età scolare o prescolare l'unicità che abbiamo è già un primo passo per esserne consapevoli e usarla. Riprende il ciclo di appuntamenti della Sardegna verso l'UNESCO, parliamo di un po' di numeri, quante saranno le associazioni coinvolte e il periodo. Il Sardegna verso l'UNESCO fa uno sforzo straordinario, che è quello di coinvolgere i sardi in questa battaglia perché la carta d'identità della Sardegna nel mondo sia rappresentata dalla civiltà nuragica. Quindi abbiamo dato continuazione alla nostra azione nei territori, con la soddisfazione di arrivare in questa stagione primaverile di appuntamenti a ben 13 diversi comuni della Sardegna, dove saremo presenti con quasi 40 relatori, ma soprattutto dove abbiamo coinvolto le associazioni del territorio. Quindi saranno presenti quasi 120 associazioni culturali del territorio, a dimostrazione che i sardi vogliono condividere il progetto di Sardegna verso l'UNESCO, perché la civiltà nuragica diventi un elemento identitario riconosciuto universalmente e uno straordinario motore dello sviluppo economico della nostra terra. Quali temi ancora al centro di questi incontri, anche dopo il riconoscimento delle Domus de Janas come patrimonio UNESCO? Noi crediamo sia estremamente importante ricordare che in Sardegna, e le Domus come i nuraghi lo ricordano, c'è stata una straordinaria civiltà, la più importante di quell'epoca del Mediterraneo occidentale, che ha lasciato testimonianze monumentali paesaggistiche uniche che devono essere raccontate al mondo. Non possiamo tenere il nostro diamante in cassaforte, ma lo dobbiamo utilizzare perché diventi un motore di sviluppo per i nostri figli.
Mare di Sardegna, biodiversità e pianificazione. Attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto stakeholder istituzionali, tecnici e territorio, sono state individuate le priorità di conservazione, delineando scenari condivisi per la tutela della biodiversità marina e approfondire le modalità di integrazione dei servizi ecosistemici degli strumenti di pianificazione dello spazio marittimo regionale. Questi sono stati i principali esiti dell'evento svoltosi a San Manifattura a Cagliari, promosso dalla Fondazione IMC Centro Marino Internazionale da Sardegna Ricerche nell'ambito del National Biodiversity Future Center. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati delle attività sviluppate nel territorio regionale nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea attraverso il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il confronto ha rafforzato il dialogo tra la ricerca, le istituzioni e il territorio, ponendo le basi per una governance più integrata e per una gestione sostenibile e innovativa del mare della Sardegna. Ci troviamo oggi qui riuniti con appunto stakeholders, ma soprattutto con il mondo scientifico, che è colui che ci dà i dati per poter fare una pianificazione più adeguata. Parlando di mare in Sardegna parliamo quindi di dell'habitat nel quale noi siamo immersi e dal quale noi dobbiamo assolutamente trarre quelle che possono essere lo sviluppo della nostra economia, ma soprattutto sempre prioritario è la tutela della biodiversità del mare, quindi coniughiamo insieme sempre tutela insieme a sviluppo economico. Queste due parole oggi vuol dire sostenibilità alla fine, quindi il concetto della sostenibilità è proprio questo. Parliamo quindi di una pianificazione intendendola anche all'interno dell'obiettivo 30-30, quindi aumentare quelle che sono le aree di tutela non solo nell'ambito terrestre ma anche nell'ambito marino. Oggi siamo intorno al 19%, quindi ancora c'è tanto lavoro da fare, ma ritengo che con le azioni anche di politica e di pianificazione che stiamo mettendo in atto, quindi una nuova disegno di legge che presenteremo a breve in giunta, ci consentirà appunto di poter raggiungere questi obiettivi, sempre con la condivisione naturalmente dei territori, dei comuni e dei soggetti che già oggi operano nelle aree protette. Bisogna immaginare uno sviluppo economico che parta dalla preservazione dell'ambiente. Oggi l'unico sviluppo duraturo è quello capace di preservare terra e mare. Nei percorsi di Sardegna Ricerche l'innovazione, ma una parola d'ordine oggi è la pianificazione. Certo, perché il mare non ha avuto negli anni una pianificazione e invece oggi attraverso i percorsi disegnati da Sardegna Ricerche e da IMC siamo in grado di pianificare e quindi di rendere ancora più produttiva l'attività di acquacultura e di evitare danni all'ecosistema come purtroppo abbiamo registrato in passato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955.
Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Mi è andato male l'orario, ma ti posso rubare una battuta sul campionato, dai? Vediamo. Renzo Olivieri, decano degli allenatori italiani. Intanto come vedi la corsa a salvezza? Ma sembra che cominci già a delinearsi un pochino. Sembra che due squadre probabilmente siano già destinate visto il distacco. Poi ci sono anche miracoli, potrebbero fare miracoli anche questi. Il Cagliari secondo te è già fuori con 30 punti? Gliene mancano pochi perché io credo che la salvezza sia 34-35 quest'anno, però è una squadra che gioca, che ha idee, che ha un allenatore molto bravo, non perché viene dalla nostra scuola, però è un allenatore molto bravo e quindi credo che possa andare oltre i punti che ci vogliono per la salvezza. Non deve mollare l'attenzione, non deve mollare la guardia perché è una cosa importante, però Cagliari è una realtà particolare, questa società è stata strutturata pensando che rappresenta un'isola, un popolo fra l'altro, un'isola, un popolo, una nazione anche. Io conosco questi sentimenti. Quindi credo che questa società l'abbia messi in vista, ne abbia parlato e quindi abbia dato un senso di responsabilità a tutti, a cominciare dai tifosi. Un'ultima cosa, tu hai allenato grandi calciatori, tra i tanti mi viene in mente Roby Baggio. Il Cagliari gioca con Kilik Soi, un attaccante e un centravanti del 2005. Che idea ti sei fatto? Ma c'è strada da fare, ha da migliorare tanto. E io credo che possa arrivare anche ad alti livelli. 2005 vuol dire 20 anni, 21 e strada ne ha tanta da fare. C'è un allenatore che cura anche i particolari, che dia retta a questo allenatore perché lo farà migliorare. Al via la raccolta per abolire la cosiddetta tassa etica all'addizionale del 25% della legge 266/2005 su alcune attività considerate sensibili come la produzione e distribuzione di materiale pornografico. L'iniziativa, promossa anche da esponenti di Radicali Liberi, punta a raccogliere 50.000 sottoscrizioni per presentare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare. Secondo i promotori l'imposta sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di libertà, espressione e capacità contributiva. La mobilitazione è attiva online, ma anche nei banchetti cittadini di diverse città italiane e mira ad aprire un dibattito pubblico sul tema e a portare la questione all'esame delle istituzioni. Giornata per la raccolta delle firme per quanto riguarda l'abolizione della tassa etica, ma non solo. Sì, noi vorremmo discutere della questione della moralità e della legge, cioè di come lo Stato vuole imporre una morale, quando invece la legge dovrebbe occuparsi soltanto di ciò che appunto viene definito legittimo, e quindi il discorso che noi portiamo avanti non è soltanto per l'abolizione di questa tassa, ma per una riflessione proprio collettiva sul ruolo che deve avere lo Stato e quali sono invece i limiti oltre i quali non deve andare.
Questa raccolta, abbiamo sentito, non sarà solo a Cagliari, ma in tutta Italia. Che percorso vi aspettate? Diciamo che stiamo facendo tanti risultati, nel senso che tanta gente si unisce, tanti giornali ne parlano. Il problema è che sono in pochi a firmare rispetto a quelli che partecipano, quindi quello che cercheremo di spingere il più possibile è questo, la firma. Non è solo una raccolta firme. Ogni battaglia, piccola o grande che sia, contro un'ingiustizia va combattuta, è molto molto semplice. Spiego una cosa per gli ascoltatori: se io mando in onda sui miei canali, in diretta sui media con cui collaboro, un'esplosione che colpisce e uccide delle persone e mi occupo di guerra, sono un giornalista di guerra, nessuno dirà quasi niente. Ma se mando in onda un'immagine in una delle ragazze che è qui oggi presente, semplicemente nuda, verrà censurata automaticamente. Come? Una bomba che distrugge e dilania un corpo va bene, e guardare un'immagine nuda che crea un piacere, come lo può creare una birra, un film, crea un'emozione, viene censurata. Non è solo un discorso di censura, è un discorso di ingiustizia. Non bisogna far contribuire di più qualcuno che fa semplicemente un altro lavoro, che tra l'altro è identico a molti altri, e soprattutto è un lavoro che non ammazza nessuno. Abolire la tassa etica servirebbe o servirà, ci auguriamo di no, anche per altre categorie che potrebbero essere colpite da scelte del genere. È chiaro che questo apre lo spazio a una scelta di etica. Cosa si intende per etica? Torniamo al Medioevo e decidiamo quali categorie sono e cosa si finisce? Dobbiamo davvero aspettare che tocchi noi un'ingiustizia di questo tipo? Le tasse non sono fatte per reprimere qualcuno, ma per far contribuire alla società, e sicuramente questo non è il modo di farlo. La tassa etica è un addizionale del 25% sui redditi di chi produce porno. Nel 2009 è stato definito un materiale pornografico qualsiasi atto esplicito, consenziente tra adulti, e non solo chi produce contenuti, ma anche cinema, letteratura, teatro, arte. Siamo strutturati attraverso una campagna nazionale che parte dai radicali italiani e si è allargata a tantissimi partiti, Più Europa, Azione, Volt, il Partito Socialista Italiano, il PLD, ora i Giovani Democratici, e puntiamo ad abolire una tassa incostituzionale, discriminatoria e ipocrita come la tassa etica. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il valore della sicurezza, promosso da FIPE Confcommercio Sud Sardegna e SILB. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul tema della sicurezza dei locali pubblici e di intrattenimento, con particolare attenzione alla prevenzione, al rispetto delle regole e al rafforzamento della collaborazione tra impresa e istituzioni. Nel corso dei lavori sono state affrontate le principali criticità che interessano il comparto, le buone pratiche per garantire ambienti sicuri e modalità operative per una sinergia più efficace tra operatori economici e forze dell'ordine. L'obiettivo condiviso è quello di consolidare una cultura della legalità, della sicurezza e della tutela delle imprese, dei lavoratori e soprattutto dei cittadini. È sicuramente un qualcosa che nell'ultimo periodo ho visto anche le vicende successe in Svizzera, ci aprono gli occhi e ci fanno capire quanto è fondamentale ed importante mantenere un livello di sicurezza adeguato per ogni tipo di struttura, che sia nel campo ristorativo o di intrattenimento, per far sì che vengano rispettati in principio quelli che sono i protocolli già prestabiliti e poi in secondo luogo anche in fase preventiva per evitare appunto che fenomeni tipo quelli successi in Svizzera possano ricapitare. Spieghiamolo anche per il pubblico, la sicurezza di un locale parte sicuramente dall'interno ma anche dall'esterno e soprattutto dalla gestione, perché un locale accoglie gli avventori, quindi gli avventori devono essere tra virgolette protetti. Certo, un locale a seconda della sua natura, della sua finalità, perché naturalmente un ristorante ha delle specificità diverse da quelle di una discoteca, comunque ha un documento di valutazione dei rischi dove vengono elencati tutti quelli che sono i rischi per i lavoratori e poi tutta una serie di prescrizioni appunto come le sedute interne che vanno rispettate per far sì che in caso succeda un qualsiasi imprevisto si possa avere un deflusso delle persone normale in tutta sicurezza. Valerio, un altro protagonista di questa giornata qui dalla FIPE Confcommercio è Luigi Pomata. Luigi, quanto è fondamentale la sicurezza nel posto di lavoro per i dipendenti ma anche per gli avventori? Importantissima perché uno molte volte non ci pensa, ma tu devi stare molto attento sia sul posto di lavoro sia per i tuoi avventori. È che non è che dobbiamo accorgerci adesso che la sicurezza è fondamentale dopo quello che è successo a Crasmontana, perché noi tutti i giorni, nel piccolo e nel grande, c'è sempre il rischio, perché lavori con coltelli, lavori con macchine, come col cliente, lavori con la salute delle persone, quindi tutti i settori, sia dalla trasformazione sia da quello che noi andiamo a servire, è fondamentale che noi giochiamo tra virgolette con la salute dei nostri clienti e dei dipendenti, quindi non si deve giocare, si deve fare le cose seriamente. Chi giocano sono gli improvvisati, i professionisti, siamo tutti qua appunto a interagire, a discutere, perché è bello crescere tutti assieme, però non è che dopo quello che è successo la gente viene e si preoccupa, quello dobbiamo fare tutti i giorni, che sia Crasmontana o che sia intossicazioni alimentari o che siano altre cose, tutti i giorni bisogna stare attenti e prendere il lavoro con serietà, quindi serietà è anche essere qua presente a questi corsi di formazione che servono a tutti. Questo è un incontro che avevamo già previsto, avevamo messo in cantiere con Emanuele un po' di tempo fa, dopo una serie di incontri che abbiamo avuto in prefettura dove si è valutata la sicurezza nei locali, la sicurezza nelle città, per le strade, la malamovida. Ci eravamo resi conto che c'è una certa confusione fra le diverse categorie di esercizio. Nel mentre ai noi è avvenuta la tragedia di Crasmontana e ha riportato tutto quanto più che mai alla luce con tutta la sua virulenza il problema. E allora abbiamo rispolverato quel vecchio progetto che avevamo fatto di confronto. Nel mentre il Ministero ha emanato una serie di circolari che sono proprio specifiche per capire che cosa è un'attività, un pubblico esercizio, un pubblico spettacolo, un ristorante, un bar, piccolo trattenimento e così via. Perciò, siccome la materia è molto ostica,
e a volte può sembrare la si semplicizza, invece è molto più complessa di quello che è, e per non fare appunto, perché l'incontro di oggi non è una rivendicazione di categoria o sindacale, ma è proprio una riunione che serve a puntualizzare che cosa stanno facendo le attività nel tragitto della legalità. Una delle parole chiave di questo incontro può essere comunque anche la prevenzione, che è fondamentale. La prevenzione è assolutamente fondamentale, infatti la prevenzione però preclude la conoscenza di quello che si sta andando a fare, perché se uno non sa o ha un meccanismo o ha un parametro sbagliato di quella che è la prevenzione, poi alla fine risulta come quella di Crans-Montana. Lui era convinto di avere chissà che cosa, invece poi ci si è ritrovati con una tragedia. Noi abbiamo trovato assolutamente importante, e anche in seguito a purtroppo i momenti tragici che tutti quanti abbiamo visto e sono stati vissuti a Crans-Montana, seguendo anche quello che è stato il consiglio e il supporto da parte della prefettura, di organizzare una serie di incontri di disseminazione e di informazione su tutto quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro, ma anche per rimettere al centro della vita associativa e soprattutto di tutti gli associati del valore della sicurezza, un valore che non può essere visto come un costo economico, ma deve essere baluardo e principio principale di tutte le attività che oggi vogliono fare un lavoro col pubblico. La sicurezza parte anche da una cultura che non è solo una cultura imprenditoriale, ma anche del territorio. Anche Cagliari ha avuto a che fare in tempi non sospetti su quelle che può sembrare anche banale, ma mancanza di energia elettrica, i lavori, i cantieri. La sicurezza è a 360 gradi. Sì, diciamo che purtroppo anche le tragiche immagini che oggi vediamo nelle news non ci fanno ancora capire che la serenità, la tranquillità avviene perché ci sono tantissimi processi. Questi processi devono essere interiorizzati ovviamente da chi fa impresa, e ripeto come prima, che debbano essere visti proprio come un principio su cui si fonda l'attività imprenditoriale, però devono essere anche capiti e recepiti dai tanti clienti. Oggi premiare un'attività che è abusiva, certo magari fa vivere un momento spensierato, però toglie sicurezza alle tante realtà che invece investono, e ci deve essere anche una presa di coscienza che la sicurezza è un valore di tutti, di chi la deve controllare, di chi la mette in campo, quindi delle imprese, ma anche da chi la vive tutti i giorni. Quindi c'è bisogno che ci sia questa riconoscenza anche da parte di chi vive i pubblici esercizi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione. L'ospite di questa settimana di rigore è Claudio Azzori, che dopo 13 anni lascia la Lega delle Cooperative, passa al collega Angio il Testimone. Come sono volati questi 13 anni? Ma innanzitutto non lascio la Lega delle Cooperative, vado a svolgere... Lasci il testimone della Presidenza. Lascio il testimone della Presidenza, sono stati 13 anni molto pieni, intensi e ricchi di soddisfazioni. Un sistema cooperativo che è cresciuto in termini di fatturato, in termini di numero di imprese a noi aderenti, in termini di occupati, di qualità del lavoro. Un'altra Lega Coop, diciamo, rispetto a quella che c'era 13 anni fa, con un gruppo dirigente fortemente rinnovato. Sono cresciuti i giovani, in ogni settore abbiamo una classe dirigente dai 30 ai 45 anni, quindi lascio un'organizzazione sarda forte, robusta e capace di continuare a crescere così come ha fatto finora. In questi 13 anni qual è stato il momento più difficile per il Presidente? Se devo pensare al momento più difficile è stata sicuramente l'avvertenza latte, che ha coinvolto chiaramente uno dei settori più importanti per la nostra cooperazione, quello dell'ovicaprino, che è piovuta così all'improvviso e che abbiamo imparato a gestirla sul momento, poi si è chiusa poi alla fine bene, anzi proprio da quel settore oggi noi abbiamo i numeri più importanti. Si può dire che in questi 13 anni il prezzo del latte è addirittura raddoppiato? Beh sì, se guardiamo al prezzo di allora addirittura triplicato, quindi la situazione, ma non solo del latte, anche del formaggio, adesso c'è nuovamente un periodo di flessione, ma non stiamo parlando più di quei tempi. Poi c'è stato un momento storico in cui il mondo della cooperazione si è caricato grandissime responsabilità, parlo del momento del Covid. Beh, quello noi come gli altri non eravamo sicuramente preparati, ma abbiamo, come dire, sin dalle prime avvisaglie, ecco, su quello siamo riusciti a fare tutti i protocolli di sicurezza nei diversi settori. Anzi, qualcuno non sapeva nemmeno perché stessimo facendo quello, quindi quando è arrivato un mese dopo perlomeno eravamo appena pronti. Poi ha sconvolto la vita di tutti noi, ci ha insegnato anche a lavorare in maniera diversa, abbiamo iniziato a lavorare da remoto, cosa che fino allora non c'era. Siamo evoluti anche da quel punto di vista tecnologico che oggi non abbiamo messo da parte, anzi continuiamo a utilizzare per lavorare sempre meglio. Ultimissima domanda, che Lega lasciamo? Come la ritroviamo a livello di numeri? Che tipo di crescita e quale percentuale? È un'organizzazione che ha dentro le prime 1000 imprese regionali gran parte delle sue aderenti. Rappresentiamo un fatturato con le imprese sarde intorno a 1,6 miliardi, oltre 50.000 soci, più di 20.000 dipendenti
Quindi diciamo un'organizzazione forte rispetto ai numeri del mercato regionale, la cooperazione farà una gran parte. E al di là del petrolio e dei raffinati, il record dell'export? Beh certo, la Saras come sappiamo fa 1/3 del fatturato delle imprese in Sardegna di 29 miliardi. La cooperazione opera in tutti i settori però, non in un solo settore. Siamo leader nell'agroalimentare, nel sociale, nella gestione dei beni culturali e delle biblioteche, in tanti servizi, la grande distribuzione, Conad, Coop, chiaramente tutto il sistema anche del credito e delle assicurazioni con il nostro mondo Unipol. Tanta esperienza nel mondo della cooperazione, un'esperienza da senatore. Con quale programma arriva alla guida di un settore nevralgico per l'economia della Sardegna? Più che un programma si tratta di perseguire una missione, quella della cooperazione è una vera e propria missione economica e anche sociale. In Sardegna noi più che un settore siamo un pezzo importante dell'economia attraverso moltissimi settori. Il nostro obiettivo non è concorrere con le altre tipologie di imprese, ma è quello di rappresentare per chiunque voglia fare economia, voglia mettersi a lavorare, a dare una prospettiva diversa anche al proprio futuro, gli strumenti economici, societari e tutte le consulenze che ci possono essere per dare un senso appunto alla propria attività professionale. Io ricordo che nei momenti più difficili, quelli della pandemia, tu osservavi che il vostro mondo, quello della cooperazione, era quello che si era preso carico di grandi responsabilità in termini di resilienza. La cooperazione nel nostro paese, ma in tutta Europa e nel mondo, è lo strumento economico che si fa carico dei problemi delle persone. Piuttosto che scegliere le strade più brevi o voltarci con la testa rivolta nelle situazioni più comode, preferiamo affrontare i problemi delle persone e cerchiamo di dare, se non soluzioni, almeno quando possiamo, delle prospettive migliori. Che testimone ti ha lasciato Claudio Azzori? Un testimone problematico. La nostra organizzazione è un'organizzazione, credo di poter dire, assolutamente in salute, affidabile nel rapporto con le istituzioni e con l'altro mondo associativo. Siamo un'organizzazione più forte di anni fa e quindi più che un testimone vuol dire proseguire un lavoro già impostato, sperando di poter almeno tenere insomma, la situazione per quella che siamo riusciti ad avere fino ad oggi. Siamo alla conclusione. Siamo con il presidente della SFIRS che per una vita e anche oggi è direttore generale di Fidicop. C'è questo cambio di guardia, si passa da Azzori 13 anni a una vecchia conoscenza che è quella del senatore. Io compio 26 anni in Lega Coop e ho seguito il percorso di questa importante e forte associazione di impresa da tanto tempo. È un percorso che Claudio Azzori nel 2013 ha preso in carico dando una svolta importante e riportando in primo piano un'associazione che lo era stata in anni precedenti e che rappresenta un modello di impresa vincente che ha resistito a molti shock economici di vario tipo e che merita di mantenere una posizione di primo piano. Complimenti a Claudio per il percorso che ha saputo dare, l'impulso che ha saputo dare. Ignazio Angioni, che come Claudio per me sono amici e sono colleghi, porta il valore di una reputazione e anche di un accreditamento
di tipo direi anche istituzionale e politico importante, e sono sicuro che darà da parte sua due figure di spicco con caratteristiche diverse, darà da parte sua un contributo fondamentale per questo ulteriore periodo direi anche di rilancio dell'impresa cooperativa attraverso Legacoop.